silenzio quasi assordante dava fastidio, si sentivano solo quei rumori. Le sirene delle ambulanze e il motore della sua auto, la sola, insieme a quella dei carabinieri che girava per Vo. Ettore Moreggio nel 2020 era il dirigente dell'ufficio tecnico di Vo. Il pomeriggio del 21 febbraio di 4 anni fa venne chiamato dal sindaco Giuliano Martini. Il Covid era arrivato e aveva colpito duro. Era morto Adriano Trevisan, suo amico. Il comune dei Colli Ugani stava diventando la prima zona rossa d'Italia. Chiudere un territorio del comune, organizzare i tamponi per 3.300 abitanti, non è che si studi a scuola e si sappia cosa fare, quindi è stato tutta un'avventura. Ma soprattutto Vo divenne il simbolo di uno studio scientifico unico deciso dal presidente del Veneto Luca Zaia e dal professor Andrea Crisanti, che allora era il direttore della microbiologia di Padova. 3 cicli di tamponi su tutta la popolazione di 3.300 abitanti. Le prime operazioni dei tamponi sono stato veramente sorpreso perché non avevo messo le transenne per incolonnare la gente e la gente si è riversata perché aveva una voglia e un desiderio di fare il tampone e quindi di essere sicuri di non essere positivi al Covid. Il dottor Merigliano dell'Università di Padova, che curava e organizzava con la Croce Rossa tutti quanti i tamponi, è rimasto meravigliato della voglia che avevano di aiutare un po' tutto il paese per fare questa verifica di massa su questo screening del Covid. Vo, zona rossa, è il primo ricordo della pandemia in Veneto, un paese chiuso ma che ha superato l'isolamento grazie ai suoi residenti, come Giancarlo, dipendente delle poste, che in quei giorni, dove nessuno poteva entrare o uscire dal paese, insieme a 2 colleghe residenti a Vo, ha tenuto aperto l'ufficio postale per consentire l'erogazione delle pensioni. Gli anziani soprattutto avevano bisogno di percepire le loro pensioni, quindi i Poste Italiane hanno ritenuto opportuno di aprire l'ufficio postale ed erogare un servizio che a inizio mese di marzo ovviamente poi è stato effettuato. Ovviamente noi abbiamo lavorato sempre in sicurezza. Dalla zona rossa ai mesi lunghissimi della pandemia, i contagi e le oltre 17.000 vittime venete, le prime Adriano Trevisan e Renato Turetta di Vo, poi i tamponi, i protocolli, la vaccinazione e il ritorno alla vita senza le mascherine.